Guarda che non hai più 2 anni, guarda, hai trovato l'amico, cara. Ragazzo, ti portiamo a fare un giro nella famosa strada delle 3 province che vedemmo prima del viaggio nei Balcani e che vedemmo anche se ti vai a parlare così in questo passato remotissimo, Dio caro, talmente remoto che ha perfino le scarpie, e assieme agli altri ragazzi di ritorno dal compleanno di Marcus Caldonius. Addio i bike, addio. In autunno gentile ragazzo del pubblico e gentile ragazza del pubblico, e ora direttamente gentile pubblico, sì dai, così parole. C'è questa bellissima situazione autunnale di foliaggio. La ciclabile è un po' come tutte le ciclabili, ovviamente spesso interrotta tra virgolette, nel senso che basta attraversare la strada e ti continua, vai avanti tantissimo. Prima non ti ho ripreso, ma ci sono vari punti ristoro, diciamo bar, ristoranti, dove noleggiano anche bici, kayak, e ci sono le stazioni di ricarica. Non so se ha registrato, fatto sta che con le batterie tarocche la GoPro nuova va male, devo fare il reso e riprenderla, soprattutto alle basse temperature. Qua avevamo iniziato il video io e i Magnas Borae di Michele e Giovanni, era proprio qua, qui precisamente, eravamo proprio qui all'entrata della provincia di Padova. Vi ricordo tutto, c'è bella anche a San Candido Linz, voglio dire, ma non abbiamo posti che fa schifo dai nostri parti, cambia semplicemente l'ambientazione, Pausa foto al foliage. La mia filosofia di viaggio riassunta in un'espressione dialettale: nella vita non conta tanto i passi che te fai, questo è puramente simbolico, nella vita non contano tanto i passi che fai, né le scarpe che te usi, né le scarpe che usi, quindi i mezzi, i modi, ok, con cui raggiungi determinati obiettivi, ma i peche che te lasci, ma alla fine ciò che lasci, quindi alla fine anche le emozioni che hai provato, che hai vissuto, e ciò che insomma hai lasciato nel mondo, ossia i fatti reali. Someone wakes up and screams, nothing too very scientific, just thinking of a series of dreams. The umbrella is folded. Tappa spritz. Perfetto, Dio. Che figata ste robe. And the pattern, no good that you hold unless they're from another world. The surface was frozen in another. Dentro al bar di Vezzi, che bello, dove siamo? No, è Montagnana questo, scusa, no? No, vabbè sembra Montagnana. Se vuoi andare dopo questa, 3, 2, 1, vai veloce. Ragazzi, siamo a Castelfranco, questo è il castello di Castelfranco. Abbiamo questa informazione prima, una ragazza ci ha guardato un po' stranita, come per dire che domande fai, ma noi veniamo da lontano ragazza, guarda che bello, guarda, con tutte le cese frufru, la smart verde, bella verde però, molto castelfranchese, Dio caro, guarda che pausa spritz. E Anare, sai, guarda che girare le grandi città in bici è una cosa veramente fantastica. Dopo vai a caso dove vuoi tu. And the pattern, no good that you hold.
No, troppo liquida. Ma perché c'eri? No, perché c'è il coso là. Noi siamo di ritorno. Questa è una ciclabile consigliatissima, ragazzo, veramente. Certo, da come avrai ben capito, se ti becchi la giornata dove non c'è il vento, te la puoi fare tranquilla fino ad Asolo, che è un borgo bellissimo. I campi rom sono una delle cose che adoro di più dell'Italia, perché in sostanza noi sappiamo che lì è la base dei delinquenti che vanno a rubare, ok? E li lasciamo là, cioè gli lasciamo anche la base per andare a rubare. È una figata secondo me sta roba. Aspetta, scusa, vieni. Sì, è proprio, deve essere il discorso che dice sempre Alessia, il post-Covid che ha cambiato tutta l'economia. Mi ha chiamato per andare in un ristorantino dove volevamo andare e gli ha risposto che bisognava prenotare almeno, ascolta le mie parole, almeno 2 settimane prima. Me coglioni, mi stanno cercando. Guardati, se dobbiamo vivere in un posto dove per entrare un attimo in birreria devi metterti la telecamera che punta le biciclette. Siamo tornati alla birreria Fabbrica Pedavena, l'originale, ossia quella a Pedavena. Oh, non so se perché ci hanno visto noi o siamo capitati quella volta noi nel periodo sbagliato qui camper, ma c'era tipo una 60ina di camper, l'altra volta neanche uno. Perché mi devo avere sempre robe strambe, perfino il cane è strano, adesso ha il suo periodo, adesso c'è lei in bagno, e lei vuole andare in doccia, vuoi fare la doccia, ma davvero che razza dei lavori, che razza dei misteri, mai visto un cane che vuole fare la doccia? Cioè, roba, tu le apri, lei entra e va in doccia. No, occupato. Roba da matti, Dio. La mia van life. Un fia strana, fia fatta al modo mio. Don't you love her madly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her madly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like